Vaccinazioni obbligatorie, legge utile o inutile? Insomma, il pugno duro del governo sta sortendo qualche risultato? Lo chiediamo a Maria Teresa Marangoni del Comitato Libera Scelta per Vicenza. Voi siete genitori Novax? No, siete Libera Scelta. Esatto, evidentemente no, siamo genitori che hanno bisogno di scegliere liberamente quali sono i rischi e benefici di qualsiasi trattamento noi andiamo a fare poi ai nostri figli. Insomma, siete per il dialogo, per capirsi, per incontrarsi, per informarsi. Esatto, noi vogliamo informarci, abbiamo bisogno di informarci e cerchiamo il dialogo con le autorità preposte appunto a farlo, ad informarci. Ma il dialogo con questa legge c'è stato? Il dialogo non c'è stato, purtroppo. Effettivamente i tempi sono brevissimi per tutti, quindi visto che noi siamo qui anche per cercare il dialogo, cerchiamo di metterci anche nei panni degli altri. Fatto sta che però molte risposte a noi non vengono date, c'è molta reticenza in questo. E in ballo ci sono i vostri figli, voi volete capire se i vaccini possono costituire un problema? Qual è la vostra paura? La paura principale deriva dal fatto che qua in Veneto noi avevamo la possibilità di discutere con il nostro pediatra e arrivare a un calendario più ampio nel tempo e anche a partire un po' in maniera differita, mentre adesso questo calendario vaccinale che ci viene imposto è molto serrato, in pochi mesi ci viene imposto di fare tantissime vaccinazioni. Ecco, il sindaco Achille Variati aveva puntato il dito, aveva detto attenzione perché i bambini che vengono tirati fuori dal circuito scolastico a metà anno possono risentirne, per loro può essere uno shock, però dopo aver lanciato questo tema gli erano piovute addosso molte accuse. Ingiustamente, in quanto le autorità locali sanitarie stesse dicono che non c'è alcuna emergenza sanitaria. In assenza di questa emergenza, che senso ha buttare fuori da scuola dei bambini? È etico? Parliamone. Già, parliamone, noi siamo qui per questo e allora chiudiamo con la domanda da cui eravamo partiti: obbligo vaccinale, legge utile o inutile? In Veneto c'era una copertura molto alta, c'era la sospensione dell'obbligo, c'era la raccomandazione e il dialogo, quindi invece che il pugno duro forse spostare questa esperienza anche nel resto dell'Italia sarebbe stato molto più utile.